Eder. Mac. Pallister. Segnalazione medico-etica, detenuto a rischio di danno irreversibile. Spettabile ordine dei medici di Rimini, desideriamo sottoporre alla vostra attenzione la situazione clinica del detenuto Luis da Silva, attualmente recluso presso la casa circondariale di Rimini. In passato, il CG1. Da Silva ha affrontato un grave episodio di coma metabolico, conseguente a uno sciopero della fame protrattosi per circa 10 giorni. A seguito di tale evento, gli è stata riconosciuta una condizione di salute particolarmente vulnerabile, suscettibile di peggioramento. Alla luce di quanto sopra, chiediamo cortesemente un parere etico-professionale in merito alla sua attuale condizione e, ove ritenuto opportuno, un intervento pubblico o una presa di posizione formale sul rischio concreto di un danno irreversibile per la sua salute. Il vostro autorevole contributo potrebbe risultare determinante nel sollecitare le autorità competenti a garantire al detenuto una sorveglianza sanitaria più attenta e adeguata. Rimaniamo a disposizione per fornire ogni ulteriore dettaglio utile e, ringraziando per l'attenzione e per il fondamentale ruolo che l'Ordine svolge, porgiamo i nostri più cordiali saluti. Nel video precedente è stata fatta vedere una foto di Liliana vicino a una moto e naturalmente secondo tutti era un fotomontaggio al 100%, era una mia creazione con l'intelligenza artificiale. Peccato che è una foto che è sul Facebook di Sebastiano già dal 2019. Ed ecco un altro scoop sempre con la collaborazione di Darken. Abbiamo scoperto che la sosia aveva già montato le sue gambe nel corpo di Liliana da molto tempo. Come è noto, in via Damiano Chiesa a passare non è Liliana ma è la sosia, perché invece di portare un numero umano di scarpe porta un 55, forse un 58, adesso non ricordo bene. Eppure Liliana in queste foto, come vedete, ha le stesse scarpe identificate sulla sosia il giorno della scomparsa di Liliana, cioè il 14 dicembre. Quindi ripetiamo la cosa incredibile: in queste foto Liliana ha le scarpe che indossa la sosia il 14 dicembre e si ha lo stesso effetto di un 55 di piede. Quindi possiamo dire che qui c'è la testa e il busto di Liliana, ma il super piedone della sosia. Una tragedia familiare ha sconvolto la comunità di Racale, in provincia di Lecce. Teresa Sommario, 52 anni, è stata brutalmente uccisa all'interno della propria abitazione. La donna sarebbe stata colpita ripetutamente con un'accetta, in un contesto ancora avvolto dal mistero. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il presunto autore dell'omicidio sarebbe suo figlio, Filippo Manni, 21 anni, nato a Lecce e residente con la madre. Il giovane era rientrato a casa da pochi giorni dopo un periodo di permanenza a Roma, dove studiava. Dopo l'aggressione mortale si sarebbe allontanato dalla scena del crimine, cercando di far perdere le proprie tracce. I carabinieri lo hanno intercettato e bloccato mentre vagava a piedi, in stato confusionale, lungo la strada che porta a Torre Suda, una località costiera non distante da Racale. È stato quindi condotto in caserma per essere interrogato. Al momento dell'aggressione nell'abitazione era presente anche l'altro figlio della donna, un ragazzo di 17 anni. Il minore si trovava al piano superiore e si stava preparando per fare la doccia, quando è stato improvvisamente richiamato dalle urla provenienti dal piano inferiore. Sceso precipitosamente, si è trovato davanti a una scena straziante. Sua madre era riversa sul divanetto del soggiorno, immersa in una pozza di sangue. È stato proprio lui, sotto shock, a dare l'allarme, contattando i familiari, il numero di emergenza 118 e i carabinieri. Il movente del gesto resta al momento ignoto. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, né di natura personale, né legata a possibili fragilità psicologiche del giovane.
Le indagini, coordinate dalla Compagnia dei Carabinieri di Casarano con il supporto del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Lecce, sono tuttora in corso per fare piena luce sull'accaduto. Teresa Sommario era una donna ben conosciuta a Racale. Ex moglie di Daniele Manni, attuale assessore ai lavori pubblici del comune, lascia dietro di sé una comunità incredula e sconvolta. In paese si respira un clima di profondo sgomento e cordoglio, mentre amici, conoscenti e vicini si stringono attorno al dolore della famiglia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.